Bella davvero All the Right Moves, qualcuno già la sta utilizzando come suoneria per il proprio telefonino cellulare. Oh, e a proposito di suoneria, squilla il telefono. Squilla il telefono che abbiamo in linea pronto. Anche a me l'inizio dell'anno mi ha dato qualche problema. Dove sei, Ignazio? Signora Nunzia, buongiorno, buon anno. Signora, non sono Ignazio, sono Fabio, buongiorno. Magari Dio Ignazio, siamo preoccupati. Che è successo? Siamo preoccupati, siamo. Signora, non me lo dica. Ignazio, dove sei? Rispondi. Non me lo dica, signora, che è successo? Ignazio. Signora, non mi tenga sulle spine, non mi faccia preoccupare. Che è successo? Ma che è successo? La notte del Capodanno. No. Ha fatto esplodere la bomba. Un bestia era male, vuol dire, come fa tingere. Pigliavo un vecchio scaldabagno. No, signora. Ce la chiavo sotto con flecchi, se no. Io chilo di bombe, mi muovere da sparo. Signora. Mi si bengala, mineve, cravoti, tutto ci mise. Con tutto il rispetto, Ignazio è un cretino. È un cannarozzone. Ma se lo merita, mi scusi, ma insomma. Ci trovavo perché ci mise 35 metri di miccia. Sì. Ora dico io, Miccia? così. Ma dico, che miccia ci mette 35 metri di miccia? Che miccia ci mette a fare tutta questa miccia? 35 metri. Allora niente, la trovavo che ogni mese da miccia si stonava, no? Certo. Arrivava appunto che era proprio all'inizio, diciamo, della miccia, fine, certo. all'inizio della fine. Ah, all'inizio della fine, sì. Come si dice all'inizio della fine? Dica all'inizio della fine. Allora all'inizio della fine... Un punto di non ritorno. Bravo, appunto te lo ritorno, infatti il bestia ci disse non ci andare, io non ci vuoi sire, ci trovavo l'altro, dai amici, ma dalle mi disse, visto che sei accesa, un tempo che salutavo, mi disse questa cosa, scoppiavo uno scaldabagno, mi creda, signor Fabio, quando dice botto, sì? La si dice, penso fino a Trapani, penso. Signora Nunzia, ascolti, io stavo riflettendo, ma lei è sicura che Ignazio si sia perso? Cioè, sei sicura? È sicura? Secondo lei si è disintegrato? Non voglio questo lo immagino, però insomma... guarda, trovano un orologio a passo mattino. L'hanno trovato là. Da dove? Dove è esploso questo scaldabagno? Passo Martino, sì. E poi niente, hanno trovato una scappa e Augusta, mi pare. Addirittura? Sì, la scappa trovavano in un gommone, sì. C'era un gommone che stavano pescando. Scusi. A Possibile, no? Vabbè, manco a dirlo. Cioè, la scarpa di Ignazio. Hanno occhio di bue abusivi. Beh, chiaro. Allora c'eravamo sulla scappa. Insomma, ce l'hanno recapitato. Ora stiamo cercando perché non lo troviamo. Quindi per favore posso fare l'appello? Signora, guardi, faccia l'appello, però io non so fino a che punto. Tutti gli ascoltatori di Alla Catalla della Radio Studio Centrale, che per caso anche uno l'avesse avvistato mentre che volava, sofferravamo una campagna, sponnavo che staccio dentro dalla macchina. Sì. Insomma, se Ignazio si trova delle vostre parti, sì, fatecelo sapere nel raggio di San Giorgio a Passo Mattino. Però faccia una descrizione, cioè ci dica come era vestito, per esempio, quella sera. Non è male, Ignazio, non è che Cristiano non male. Si riconosce facilmente. La giacca di velluto, ma no. Sì. Poi pare che questo pare che ce l'aveva. Sì. Non lo so se non è che le usa sempre. Magari andando a meno, certe volte non le usa. Ha i piedi caldi. Sono i peri, per cui non ne vuole usare. Gli sudano i piedi, per questo, ho capito. Comunque si può riconoscere da feto magari, nonostante l'esplosione continua a mantenere. Non c'eravamo a fare la doccia nel 2009, non c'eravamo. Perché io ti ci avevo detto io, fatela la doccia per Capodanno, no? Sì, invece... Che almeno la doccia del 2009 te la fai, no? No, dici dopo delle bombe. Anche perché non poteva farsela perché aveva pensato di utilizzare in un altro modo lo scaldabagno, quindi è ovvio. Mi scamallotto, pensavo, capito? Cretino, è veramente un cretino. Vabbè, ora lo stiamo cercando, se per favore che uno ha notizie, se può mandare un messaggio, una cosa, del raggio di San Giorgio a Passo Mattino, se avete trovato Ignazio, se fa volare la casa, non si è sono scrusciando tetto. Anzi, guardi, ne approfitto dato che lui non ci sente. Se avete avvistato quel cretino di Ignazio, cretino, è veramente un cretino. Detto che sottonna però lei è consumato. Ma che c'entra? Lei mica glielo racconta. Vabbè, ma c'è la replica. Avanti, la saluto, arrivederci. La saluto,